Cari amici, ben ritrovati. La Via dei Presepi quest'oggi è a Ramera, siamo alle ultime puntate e siamo in compagnia di Thomas Zanchettin, che è un componente del gruppo Amici dei Presepi di Ramera. Thomas, raccontaci un attimino il presepio che abbiamo qui alle spalle, che è totalmente cambiato dall'anno scorso. Sì, intanto buongiorno a tutti gli amici del presepio. Anche quest'anno il gruppo ha voluto riproporre un presepio dolomitico, totalmente diverso da quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso era tutto bianco, innevato. Quest'anno siamo tornati a un'ambientazione più primaverile, molto più colorata e soprattutto più realistica. Di diverso c'è sicuramente, oltre appunto al colore, anche il fatto che abbiamo voluto inserire alcune scene evangeliche e un riferimento che secondo noi era doveroso anche al bellunese, perché per noi è stata una grande emozione doverlo riproporre, specialmente per quello che è successo. Infatti ha suscitato in noi una grande impressione e per questo ci sembra anche doveroso ricordare quello che è successo, sia come simbolo di devastazione che anche di rinascita, perché col presepe si va a evidenziare la nascita di Gesù e anche col miracolo delle nozze di Cana che abbiamo rappresentato nella scena dietro. Credo che il binomio fra buio e luce sia ben evidente. Un binomio che naturalmente sarà ben più visibile invitando i telespettatori a venire qui a Ramera a vedere il presepio. Thomas, abbiamo volutamente nelle scene che abbiamo girato tagliato alcune immagini proprio perché i particolari sono doviziosamente costruiti e meritano un'attenta visione. Certamente sì, posso dire che i nostri artisti sono al lavoro quasi tutto l'anno per pensare le migliori scene e anche durante la costruzione devono sempre modificare qualcosa, perché il dettaglio va ricercato anche proprio durante la costruzione. E mi sento orgoglioso di dire, a nome anche degli altri membri, che molte statue sono anche fatte a mano, quindi merita davvero vederle da vicino e soprattutto la scena in sé viene costruita proprio per essere goduta in più lati. Inoltre ci sono anche vari presepi d'autore dei nostri artisti locali e ne abbiamo 3 da fuori provincia, tra cui anche artisti giovanissimi del nostro presepio parrocchiale che meritano anche loro perché hanno un punto di vista assolutamente diverso e comunque molto interessante. Thomas, noi ti ringraziamo vivamente dell'invito che ci hai dato anche quest'anno. Sicuramente invitiamo i telespettatori a venirci a visitare. Dove e fino a quando siete aperti e in che orari? Beh, noi siamo sempre nella bellissima chiesa antica di Ramera fino al 31 gennaio, tutti i festivi, dalle 14:30 alle 18. Offriamo anche un po' di tè caldo, un pezzo di pandoro, di panettone ai visitatori e vi aspettiamo. Intanto auguriamo tutti buone feste e vi aspettiamo appunto a Ramera a vedere con noi questo presepio. E noi ci uniamo all'invito di Thomas, venite a trovarci qui a Ramera di Mariano di Piave, accanto alla chiesa nuova, nella chiesa antica. Buone feste a tutti e a domani per un'altra puntata.